Trial Game qui al Teatro Abeliano, tratto da TH3000, protagonista Giorgia Trasselli nel ruolo di Antoinette. Come hai visto questo personaggio? L'ho visto bene, bene, è bellissimo e è un personaggio profondo, vario, variegato, come si suol dire, con tante sfumature e tanti sbalzi di umore. Quindi per un attore, un'attrice, insomma, è affascinante. È una vera sfida, però è anche vero che questa performance prevede di coinvolgere attivamente il pubblico, che può cambiare addirittura il corso della storia utilizzando un QR code in sala. Che te ne pare di questa idea un po' rivoluzionaria? Sì, Teresa, sei assolutamente rivoluzionaria, tu hai curato la regia di tutto questo, io sono rimasta veramente colpita, non immaginavo che si potesse fare una cosa del genere ed è bellissimo perché sì, in cinema sappiamo, ma vederlo in teatro e quindi far partecipare il pubblico e quindi, come diceva poc'anzi Teresa, condizionare, no? Il finale soprattutto della storia, beh, mi sembra un'operazione veramente molto molto divertente e interessante. Sì. Parliamo di questo personaggio e soprattutto tu, che cosa hai in comune con questa donna? C'è qualcosa in comune oppure no? L'essere, ecco, in comune, non saprei, direi la sua voglia di ribellione, questo sì, senz'altro. Il desiderio di non, di riconoscere i condizionamenti intanto, i formalismi della società, i condizionamenti appunto sociali in cui Antoinette, ecco, questo un po' ce l'ho in comune con lei. E poi forse quello ecco, mi piace molto il fatto che Antoinette per amore abbia sfidato non so che cosa, ecco, io forse questa forza e questa passione così potente non credo di averla mai avuta, Antoinette invece sì. Abbiamo parlato dello smartphone che si utilizza attivamente dallo spettatore. Che cosa ne pensi dei giovani e teatro? Giovani e teatro, ben vengano i giovani, ben venga il teatro, ne abbiamo tanto tanto bisogno. E per quanto riguarda, ecco, questa operazione, appunto, che questo benedetto smartphone, di cui tra l'altro i giovani sono così, ecco, affezionati, e cui sono molto affezionati e che usano tantissimo, che questa volta sia proprio il tramite, come posso dire, il veicolo di cose bellissime, meravigliose, che non siano soltanto andare sui social, eccetera, ma diventa un mezzo fantastico per avvicinarli al teatro, all'arte, per far riflettere, per pensare, come dicevamo prima, per modificare. È cultura, ci si arricchisce in questo modo, quindi è un'ottima operazione. Grazie mille di essere stata con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un grande saluto al pubblico di Dietro le Quinte, un abbraccio grandissimo, ciao da Giorgia Trasselli, ciao. Trial Game, uno spettacolo innovativo, e qui chiediamo anche il parere di alcune scolaresche. Iniziamo dalla professoressa. Che ne pensa dei cellulari a teatro però interattivi? E credo che sia una maniera intelligente, vivace, brillante per avvicinare i ragazzi al teatro, altrimenti sarebbe stato difficile trascinarli in un giorno della settimana insieme a tutti i loro genitori in uno spettacolo che non fosse così coinvolgente, quindi veramente una bella iniziativa. E adesso sentiamo un po' il parere dei nostri piccoli spettatori. Che cosa ti aspetti da questa serata? Io mi aspetto che tra noi ragazzi venga, diciamo, compreso un po' di più, che entri di più nelle nostre menti di quanto sia entrato il discorso sulla parità di genere, che comunque è difficile da comprendere, anche se potrebbe sembrare facile a prima vista, cioè bisogna sempre vedere le cose dagli occhi di uno studente. E adesso parliamo del periodo, è ambientato nel 3000. Voi come ve l'immaginate l'anno 3000? Anche cose nuove, cioè per me questa idea di interagire con i telefoni anche a teatro secondo me è una buona idea, perché comunque diciamo che nella nostra generazione c'è persone che è molto legata a fatti anche, diciamo, problemi con l'ansia, problemi, diciamo, questi problemi qua, e secondo me può anche divertire, perché se tu sei qui
e vuoi anche usare il telefono, si può anche usare partecipando al teatro usando il telefono. Qui ci sarà un processo e voi dovete decidere il colpevole. Vi piacciono questi tipi di thriller e di storie? Beh sì, io amo i gialli, infatti diciamo che io anche a casa come film e serie TV sono molto appassionato di gialli. E inoltre penso che anche il fatto di poter partecipare allo spettacolo, quindi che lo spettacolo sia unico perché è deciso dal pubblico che cambia, e quindi penso che sia veramente sarà un bello spettacolo. Ecco. E grazie mille di essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao dall'Amedeo d'Aosta! Venere in pelliccia qui al Teatro Forma, ne parliamo subito con i protagonisti perché siamo curiosi di sapere come avete lavorato su questi personaggi. E come abbiamo lavorato? Intanto è un'esperienza che portiamo avanti da tanti anni grazie alla regia di Emanuela Bonetti, ma più che altro è l'adattamento del testo originale di Leopold von Sacher-Masoch del 1870 che ho curato io pensando proprio alla messa in scena che vedrete qui stasera, e quindi cercando di attualizzare nei limiti del possibile ma anche di rendere un po' più ironico l'argomento, che comunque parla sì di masochismo ma anche d'amore, c'è anche molto romanticismo, ecco. Ed è questo quello che io dico sempre all'attrice, che invece vede solo altro. Però e parliamo del personaggio femminile. A questo punto, che cosa hai in comune con questo personaggio, ma perché hai accettato questo ruolo? Io prima di tutto interpreto in questo spettacolo 2 ruoli, quindi sono una principessa del 1800 e poi mi trasformo in questa attricetta contemporanea che cerca di convincere il regista a darle questa parte, e quindi insomma mi sono molto divertita proprio a lavorare sulla dualità dei 2 personaggi che nonostante diciamo il personaggio del 1800 insomma abbia qualche anno, ma è molto più attuale di quello che si possa pensare, quindi ci si ritrova anche in quel personaggio così apparentemente âgé, e invece no, lo ritroviamo molto attuale, ripeto, sì. La parte più difficile da interpretare in questo spettacolo, in questa messa in scena, qual è? Ruoli bellissimi, entrambi io e lei interpretiamo 2 personaggi, quello più attuale e quello che viene fuori dal romanzo, per dare anche un po' di movimento, e sono tutti direi molto parimenti interessanti, parimenti difficili. Lei ha una momento più difficile magari da interpretare, che vi ha visti magari spesso anche in disaccordo. Noi siamo dietro le quinte, quindi vogliamo capire il dietro le quinte che c'è dietro questo spettacolo. Qual è stato il momento più difficile? Come dicevo prima, devo convincere il personaggio di Martino a darmi questa parte. Chiaramente lui deve cercare di tenere duro, diciamo così, il più possibile, e quindi di non concedermi subito insomma il suo cuore, ecco, e quindi ci deve essere questo gioco forza che è molto importante venga fuori nello spettacolo. E poi la cosa sicuramente più difficile ma anche divertente, non possiamo, anche se siamo in un dietro le quinte, spoilerare troppo, sarà il finale, perché assolutamente questo lo possiamo dire, penso Martino, nel finale è la donna che diciamo ha la meglio sull'uomo, e quindi che riesce a dire la sua fino in fondo, anche a nome di tutte, si fa portavoce di tutte le donne, ecco, e quindi questo per me è importante. È la novità ed è importante. Sì. Però quando si mette in scena, diciamo, un classico così, non si ha un po' di tensione, fatto molto a teatro, film, quando tu hai iniziato a lavorare a questo personaggio, con che cosa ti sei confrontato? Infatti è molto difficile star dietro a tutte le versioni, quella di Polanski ci ha ispirato molta parte, diciamo, dell'argomento. Magari il pubblico ha in mente già quello che si è fatto, quindi non si ha un po' di tensione. Il telaio narrativo è rimasto molto somigliante a quello di Polanski, ma abbiamo dovuto anche adattare per noi e per dove l'abbiamo pensato. Noi l'abbiamo localizzato, diciamo, in Lombardia, a Milano, quindi la tensione l'abbiamo superata in questa maniera, però abbiamo voluto fare molto omaggio rispetto anche a Polanski, rispetto ad altre versioni teatrali, omaggio all'autore, quindi c'è anche
un senso aulico, ed è lì soprattutto il romanticismo. Mentre gli altri hanno giocato più sulla sensualità, noi abbiamo giocato sul romanticismo. È la cosa che ripeterà sempre il mio personaggio. Come hai lavorato con il tuo partner di scena? Ce la svegli una qualità? Martino è sicuramente molto paziente, perché io, vabbè, una mia caratteristica per me è positiva, cioè io non mi accontento mai, ma perché fa parte di me. Invece spesso Martino mi dice anche: godiamoci anche il momento, no? Quando le cose vengono bene è anche giusto godersele, ed ha ragione. E quindi sicuramente io sono sempre, ogni fine spettacolo voglio sempre cercare di migliorare, di sistemare, mi vengono dei nuovi spunti, e lui è assolutamente sempre lì che mi asseconda, e quindi è bello perché c'è sempre un'evoluzione continua. Dopo tante repliche veramente c'è sempre qualcosa di nuovo in più, che dà anche degli stimoli nuovi, e questo è importante, no? Perché viene ogni volta rinnovato questo testo, e anche come lo portiamo in scena. Come è cambiato lo spettacolo allora? Per esempio, un ultimo consiglio che ti è stato dato e che avete applicato al testo, qual è? Verissimo, infatti stasera raccoglieremo delle osservazioni fatte da un nostro amico regista che ho approvato, e il bello che anche sottintende Manila è che tra teatro e cinema il teatro è una materia viva che continua a plasmare, e questo ci dà anche una grande gioia, perché ogni sera è diversa dall'altra, seppure il copione è quello, ma le intenzioni possono cambiare, e ogni tanto, negli anni, anche qualche modifica l'abbiamo apportata, e stasera ne porteremo un paio. È molto interessante seguire questa sera. Che cosa vi piacerebbe mettere in scena dopo questo esperimento? Che cosa facciamo tutte e due? Uno spoiler? Sì, rimaniamo nel secolo questo era del 1870, facciamo anzi 15 anni indietro, andiamo a Madame Bovary di Flaubert, per cui sto lavorando a un adattamento originale, e con in scena sempre Manila Barbati come attrice, io come narratore, e quindi rimane sempre il tema della donna molto di polso e molto avanti con i tempi, perché nel 1855 Madame Bovary era sicuramente un personaggio altrettanto Venere in pelliccia, insomma sono donne che hanno fatto passare dei guai agli autori, che hanno dovuto quasi dire no, non volevamo dire quello, per carità, tanto erano contro il pensiero comune. Erano avanti assolutamente, sia in Madame Bovary che in Venere in pelliccia, quindi c'è sempre questa immagine di donna forte che cerca di seguire sempre i suoi ideali. Purtroppo Madame Bovary, come tutti sappiamo, non finisce benissimo, ma anche lì stiamo cercando di dare una chiave di lettura finale sicuramente più positiva per il pubblico che verrà, spero, ad applaudire questo nuovo lavoro. Insomma. Grazie mille di essere stati con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Fate bene a seguire Dietro le Quinte, perché è un bel programma, e poi è viva il teatro. Seguiteci sui nostri canali, dillo tu Manila. La nostra compagnia di Milano si chiama Baroni Rampanti, o se no la pagina di Martino Palmisano, o la mia pagina Manila Barbati, e vive il teatro anche secondo me, e poi vorrei invitare a venire a teatro tutte le nuove generazioni, perché ultimamente c'è questa tendenza, e di questo siamo molto fieri. Ciao, grazie allora Dietro le Quinte, e a presto. Ciao! Senta, io qui fatico a trovare il suo nome. Come ha detto che si chiama lei? Salas. Salas, alle 5? Sì. Senta, io non vedo nessuna Salas. No. Controlli bene. Allora, Salas, con la S davanti e la S di dietro. Salas. Senta, qui non c'è nessuna Salas, né alle 5, né alle 6, neanche alle 7. Ecco. Comunque mi sembra molto strano, sì, perché il mio agente aveva detto che fosse tutto confermato. Evidentemente no. Però, già che ci siamo, Cosa? potrebbe farmi provare, sono qui, scusi, No, non se ne parla nemmeno, è davvero tardi.